Faremo una lunga lettura nel libro di Giosuè. Leggeremo capitolo 5 dal verso 13 e poi proseguiremo la lettura al capitolo 6. Alleluia. È una lunga lettura, ma è necessario farlo per comprendere meglio ciò che Dio vuole comunicarci ancora in questa mattina. Amen. Vi chiedo di alzarvi in piedi, parleremo della presa di Gerico. Alleluia. A Dio sia la lode. Amen. Mentre Giosuè era presso Gerico, alzò gli occhi, guardò ed ecco un uomo che gli stava in piedi davanti con una spada sguainata in mano. Giosuè andò verso di lui e gli disse: sei dei nostri o dei nostri nemici? Ed egli rispose: no, io sono il capo dell'esercito dell'Eterno, arrivo adesso. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? Il capo dell'esercito dell'Eterno disse a Giosuè: togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così. Gerico era chiusa bene e barricata per paura dei figli di Israele. Nessuno ne usciva e nessuno vi entrava. E l'Eterno disse a Giosuè: vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re, i suoi prodi guerrieri. Voi tutti dunque, uomini di guerra, marciate intorno alla città facendone il giro una volta. Così farai per 6 giorni. E 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti. Il 7° giorno farete il giro della città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. E avverrà che, quando essi suoneranno a distesa il corno squillante e voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo darà in un gran grido e le mura della città crolleranno e il popolo salirà, ciascuno diritto davanti a sé. Allora Giosuè, figlio di Nun, chiamò i sacerdoti e disse loro: prendete l'arca del patto e 7 sacerdoti portino 7 trombe squillanti davanti all'arca dell'Eterno. Poi disse al popolo: andate, fate il giro della città e l'avanguardia preceda l'arca dell'Eterno. Quando Giosuè ebbe parlato al popolo, i 7 sacerdoti che portavano le 7 trombe squillanti davanti all'Eterno si misero in marcia suonando le trombe e l'arca del patto dell'Eterno li seguiva. L'avanguardia marciava davanti ai sacerdoti che suonavano le trombe e la retroguardia seguiva l'arca. Durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe. Ora Giosuè aveva dato al popolo quest'ordine: non gridate, non fate udire la vostra voce e non vi esca parola di bocca fino al giorno che io vi dirò: gridate, allora griderete. Così fece fare all'arca dell'Eterno il giro della città una volta. Poi rientrarono nell'accampamento e là passarono la notte. Giosuè si alzò la mattina di buon'ora e i sacerdoti presero l'arca dell'Eterno. I 7 sacerdoti che portavano le 7 trombe squillanti davanti all'arca dell'Eterno avanzavano suonando le trombe durante la marcia. L'avanguardia li precedeva, la retroguardia seguiva l'arca dell'Eterno e durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe. Il 2° giorno girarono intorno alla città una volta e poi tornarono all'accampamento. Così fecero per 6 giorni. E il 7° giorno si alzarono la mattina allo spuntare dell'alba
fecero 7 volte il giro della città, in quella stessa maniera. Soltanto quel giorno fecero il giro della città 7 volte. La 7ª volta, quando i sacerdoti suonavano le trombe, Giosuè disse al popolo: gridate, perché l'Eterno vi ha dato la città. E la città, con tutto quello che contiene, sarà consacrata all'Eterno per essere sterminata come un interdetto. Soltanto Rahab, la prostituta, avrà salva la vita, lei e tutti quelli che saranno in casa con lei, perché nascose i messaggeri che noi avevamo inviato. E voi guardatevi bene da ciò che è votato all'interdetto, affinché non siate voi stessi votati allo sterminio, prendendo qualcosa di interdetto, e non rendiate maledetto l'accampamento di Israele, gettandovi lo scompiglio. Ma tutto l'argento, l'oro e gli oggetti di bronzo e di ferro saranno consacrati all'Eterno. Entreranno nel tesoro dell'Eterno. Il popolo dunque gridò e i sacerdoti suonarono la tromba. E avvenne che quando il popolo ebbe udito il suono delle trombe, lanciò un grande grido e le mura crollarono. Il popolo salì nella città, ciascuno diritto davanti a sé, e si impadronirono della città e votarono allo sterminio tutto ciò che era nella città, passando a fil di spada uomini, donne, fanciulli e vecchi e buoi e pecore e asini. E Giosuè disse ai 2 uomini che avevano esplorato il paese: andate in casa di quella prostituta, fatela uscire con tutto ciò che le appartiene, come le avete giurato. E quei giovani che avevano esplorato il paese entrarono nella casa e fecero uscire Rahab, suo padre, sua madre, i suoi fratelli e tutto quello che le apparteneva. Fecero uscire anche tutte le famiglie dei suoi e li misero fuori dall'accampamento di Israele. Poi i figli di Israele bruciarono la città e tutto quello che conteneva, e presero soltanto l'argento, l'oro e gli oggetti di bronzo e di ferro che misero nel tesoro della casa dell'Eterno. Ma a Rahab, la prostituta, alla famiglia di suo padre e a tutti i suoi Giosuè lasciò la vita. E lei ha dimorato in mezzo a Israele fino al giorno d'oggi, perché aveva nascosto i messaggeri che Giosuè aveva mandati a esplorare Gerico. Allora Giosuè fece questo giuramento: sia maledetto davanti all'Eterno l'uomo che si alzerà a ricostruire questa città di Gerico. Egli getterà le fondamenta sul suo primogenito ed erigerà le porte sul più giovane dei suoi figli. L'Eterno fu con Giosuè e la sua fama si sparse per tutto il paese. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Quest'oggi il Signore ci mette davanti questa meravigliosa vittoria del popolo di Israele. Siamo nel tempo che Mosè non c'è più, adesso il leader, tra virgolette, è Giosuè. Si sono avvicinati alla terra promessa, hanno attraversato il fiume Giordano e adesso si trovano davanti questa città ben fortificata, Gerico. Gerico che non ha voluto arrendersi al popolo di Israele, ma si è chiusa dentro, essendo fortificata da mura robuste e alte. Fino a quel momento nessuno aveva mai vinto quelle mura. Fino a quel momento. Alleluia. Quindi Giosuè si trova di fronte a questo pericolo, questa tappa, di fronte a questo ostacolo. E mentre Giosuè, abbiamo letto, era presso Gerico, alzò gli occhi, guardò. Forse stava pregando, non sappiamo, stava rivolgendo al Signore. Questo alzò gli occhi mi fa pensare che probabilmente si era rivolto al Signore. Ed è buono rivolgersi a Dio, vero? Amen.
Ci sono cose che noi non possiamo fare. Ci sono prove più grandi di noi. Solo con l'aiuto di Dio possiamo riuscire a superare queste difficoltà. E Giosuè alzò lo sguardo e il Signore rispose. Ci fu un'apparizione. Noi crediamo sia proprio la presenza del Signore in forma umana, che apparve come un guerriero con una spada sguainata in mano. Giosuè gli dice: ma tu sei dei nostri o sei un nostro nemico? La risposta fu: io sono il capo dell'esercito dell'Eterno. E gloria a Dio, perché c'è un esercito che combatte per noi. Quante volte ci sentiamo soli, afflitti, scoraggiati, eppure c'è un esercito che noi non vediamo, che combatte per noi. Alleluia. Alleluia. Amen. E il Signore dà delle disposizioni a Giosuè, a tutto il popolo. Gli dice, come abbiamo letto, qualcosa che possiamo definire non comprensibile, irrazionale, no? Però è qualcosa che si può fare, si è potuto fare, è qualcosa che a volte il Signore ci chiede di fare per vedere la sua gloria, che noi non riusciamo a comprendere il motivo, però siamo chiamati ad ubbidire. È vero? Amen. Non so perché il Signore ci chieda cose che non comprendiamo a volte, ma una cosa io so: devo ubbidire alla sua parola. Questo è importante comprenderlo. Il fatto che gli dica girate attorno alla città ogni giorno per 6 giorni, gli dà anche come disporre questo girare intorno. C'è un'avanguardia, poi c'è la retroguardia, nel mezzo c'è l'arca, anche la presenza di Dio. Dice come disporre i sacerdoti, dovevano suonare la tromba mentre giravano in silenzio. Sono cose difficili a capire, però quando ci fidiamo della parola di Dio, noi vediamo sempre la sua gloria. Amen. Dobbiamo essere sempre disposti ad ubbidire alla sua parola. Amen. Amen. Alleluia. Dovete girare attorno alla città per 6 giorni. Il 7° giorno girerete 7 volte e poi vedrete che le mura cadranno. Gloria a Dio. Amen. Così hanno fatto. Così hanno fatto, sono stati ubbidienti. Al 7° giorno, alleluia, dopo il 7° giro, allo squillo della tromba, un grande grido si è elevato da tutto il popolo, così come aveva chiesto il Signore, e le mura caddero. Gloria a Dio, una grande vittoria. Le mura possono cadere. Alleluia. A volte ci sono mura nella nostra vita che non sono ancora caduti e sono un ostacolo fra noi e la gloria di Dio. Ma questa mattina il Signore ci dice che tutti i muri possono cadere. Alleluia. E noi vogliamo che i muri che ancora sono elevati nella nostra vita, nel nostro cuore, che impediscono al Signore di riconquistare ogni parte della nostra esistenza, possono cadere. Lo vuoi? Gloria a Dio. Amen. Il Signore vuole conquistare ogni parte di noi. Però purtroppo, come credenti, non siamo stati capaci di dare completamente tutta la nostra vita a Dio. E ne paghiamo anche le conseguenze. Siamo credenti limitati, molto limitati.
credenti che ancora sono legati a qualche vizio, credenti che nello scoraggiamento, nelle prove, si smarriscono facilmente. Gloria al Signore. Se Dio è dentro di noi e può regnare liberamente nella nostra vita, e allora c'è grande fiducia verso di Lui nella nostra vita. Amen. Ma quando non sai cogliere la piena fiducia in Dio che Lui richiede, vuol dire che qualcosa dentro di te deve essere rimossa. Qualche muro deve cadere affinché il Signore possa prendere pieno possesso della tua vita. Amen. Alleluia. Questo desidera il Signore. Prendere pieno possesso della nostra vita. Amen. Affinché liberamente possiamo dire: Signore, io vivo per te. Che bello poter dire: Signore, io vivo per te. Amen. In libertà. O poterlo testimoniare agli altri: io vivo per Cristo. O come dice l'Apostolo Paolo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive ora in me. Alleluia, gloria al Signore. Vogliamo realizzare questa piena presenza di Dio nella nostra vita. Alleluia. Adora il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza, con tutto te stesso. Questo vuole il Signore. Togli i limiti e i confini. Signore, sono disposto a darti fino a questo punto. No, il Signore ti dice: non mi basta, io voglio tutto di te. È vero, gloria al Signore. Quando da fanciullo fui toccato nel cuore e chiesi al Signore di servirlo: Signore, io voglio servirti. E il Signore mi fece comprendere che per servirlo dovevo essere disposto a fare tutta la sua volontà. Amen. 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 E allora ho dovuto lasciare la Sicilia, ho perso il lavoro, sono trasferito qua in Veneto, non sapendo quello che mi portava il domani. Io mi sono fidato del Signore e posso dire: fin qui il Signore è stato fedele. Amen. Ho chiesto di servirlo. Signore mi ha fatto capire che dovevo essere disposto ad affrontare certe cose per poterlo servire. E pur di servirlo, sono stato disposto ad affrontare queste cose, perché sapevo che la mia offerta al Signore, non perché Lui avesse bisogno di me. Alleluia. Il Signore non ha bisogno di nessuno, può usarsi di chiunque, ma cerca dei cuori adatti, cuori da servo. Amen. 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 Cerca cuori di servitori, disposti a fare tutto alla volontà del Signore. E allora vedrai che il Signore dirigerà i tuoi passi e vedrai che muri cadranno nella tua vita. Voi non sapete quanti muri c'erano dentro di me e forse c'erano ancora, non lo so. Ma so che anche in questa mattina voglio arrendermi alla parola del Signore. Amen. Amen. Non pensate che la parola sia per voi solamente. Prima di tutto è per me che la predico. Amen. È per noi la parola, per tutti noi. Voglia il Signore usarci per la sua gloria. Amen. Amen. Così come siamo, e i muri crolleranno. Amen? Amen. Alleluia. Questo si può vedere realizzato quando chiedi al Signore: Signore, ti prego,
guarisci quel fratello, fai una richiesta al Signore. Il Signore non può che esaudirti, perché quella richiesta è fatta con piena fiducia. Il Signore sta già regnando dentro di te. Lui è il Signore del tuo cuore, della tua vita. Quella richiesta sale al cielo, perché Egli ti ha conquistato. Amen. Amen. Alleluia. Quando ti accosti a Dio, tu sai, come è scritto nella sua parola, chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Amen. Che profonda questa parola, vero? Alleluia. Signore, abbatti ogni muro. Amen. Alleluia, alleluia. Prima di convertirmi io pregavo il Signore su invito del mio pastore che predicava spesso sullo Spirito Santo. Ci invitava a pregare per il battesimo dello Spirito Santo, così come faccio io. Quello è l'insegnamento che ho ricevuto. Ma non capivo che nella mia vita c'erano dei muri e che impedivano l'opera di Dio nella mia vita. Non perché il Signore non possa operare o è impotente, Lui è l'onnipotente. Ma ho capito che Dio mi ama così tanto, che desidera che io spontaneamente gli apra il mio cuore. Lui non forzerà mai il mio cuore, non forzerà mai il cuore di ognuno. Amen. Amen. Desidera che siamo noi a permettergli, gli diamo il permesso di entrare nella nostra vita. E questo l'ho capito poi più avanti. Ci sono cose che si comprendono a poco, ma l'importante è che lo comprendiamo. Gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. I muri cadranno. Amen. Amen. Alleluia. I muri nella mia vita sono caduti anche per le preghiere di quanti hanno pregato per me. Sono sempre grato e sarò sempre grato a quanti hanno pregato per me quando ero lontano dalla grazia di Dio. Io ero cresciuto nella Chiesa, però un giorno mi allontanai dal Signore. Ma la Chiesa mi voleva bene e pregava per me. Il mio pastore mi voleva bene e pregava per me. Mia mamma pregava per me. Gloria a Dio. E se dei muri sono caduti, è per la preghiera di quelli che mi amavano, che adesso molti non ci sono più, sono andati con il Signore. Ma per la preghiera i muri possono cadere. Alleluia. Alleluia. Vogliamo mettere in pratica la parola del Signore, vogliamo pregare per la conversione dei nostri cari. Amen. Amen. A volte mi sembra di vedere dei muri. Amen. Sono i tuoi figli, sì, ma io vedo nei miei figli un muro. Solo Dio può far crollare quei muri. Alleluia. E chiedo al Signore, Signore, dammi quella fede. Voglio essere ubbidiente alla tua parola, senza forzare quei muri a abbatterli io, ma fa che crollino davanti al tuo amore, Amen. dinanzi alla tua parola, Signore. Fa che i muri possano crollare e la fede, l'ubbidienza, amen, possa trionfare nella vita di quanti si fidano di Cristo Gesù il Signore. Alleluia. Dio è buono, vero? Alleluia. Alleluia. Se in questa mattina vuoi che dei muri cadano, crollino, possiamo unirci insieme a pregare. Amen. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Gloria al Signore. Dobbiamo chinare il nostro capo. Alleluia.